TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. È stata ritrovata la ragazza di 24 anni, residente a Mogliano Veneto, la quale si era allontanata da casa il pomeriggio del 1° gennaio. Sarebbe dovuta andare a Venezia, precisamente a Cannaregio, a trovare la nonna, ma nel sestiere non c'è mai arrivata. Era uscita di casa verso le 15:30 del primo dell'anno, come detto, e da quel momento in poi la giovane ha fatto perdere del tutto le sue tracce. Un allontanamento quindi che è stato volontario. A lanciare l'allarme della scomparsa erano stati i genitori della 24enne che si sono rivolti alla stazione dei carabinieri di Mogliano. Le due persone, medico chirurgo e anestesista di una clinica di Castelfranco Veneto, sono indagate per omicidio colposo a seguito della morte dopo un intervento chirurgico per sostituzione di protesi mammarie di una cinquantenne di Cittadella, originaria di Rosà e madre di 4 figli. Si ipotizza l'incompatibilità tra farmaci alla base della morte della signora, uno dei quali di questi farmaci non sarebbe menzionato sulle cartelle cliniche della paziente. Nonostante i tentativi per salvarla, la donna è morta dopo 5 giorni all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. E un trentenne di nazionalità moldava è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo che l'uomo, sorpreso a guidare in stato di ebbrezza e con la patente di guida già ritirata, ha opposto resistenza e aggredito i poliziotti che sono intervenuti per sanzionarlo. È accaduto nel pomeriggio di sabato 4 gennaio a Treviso, nella zona del villaggio Eden, dove era partita la segnalazione da parte di un passante che lo ha visto mentre seminava il panico in strada, speronando le auto in sosta e danneggiando arredi e segnaletica stradale. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e, come detto, arrestarlo, ed ora l'individuo dovrà rispondere dei danni provocati alle vetture. Un quarantenne del Trevigiano, salendo a bordo di una corriera MOM in evidente stato di alterazione, ha tirato un pugno in faccia all'autista allo scopo di rubargli la giacca. L'autista è stato costretto a fermare il mezzo con tutti i passeggeri bloccati a bordo. Poi ha chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto, trovando il quarantenne ancora alterato. Una volta portato la calma, è stato portato all'ospedale Cafoncello di Treviso e lì trattenuto per gli accertamenti sanitari. L'individuo sarà denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, percosse e interruzione di pubblico servizio, mentre l'autista avrebbe rifiutato le cure mediche. È quanto riporta la stampa locale. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.